Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi, birra Peroni 66 CL a 99 centesimi, Biopresto liquido 35 lavaggi a 3,89 €, cornetto Algida 6 pezzi a 3,79 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato. Orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertolotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate al secondo appuntamento della Macina Costella dice che questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo con la cronaca, partiamo con l'arresto del latitante Sandro Arzu. Era scomparso 2 anni fa in circostanze misteriose, è stato arrestato ieri a Cagliari mentre faceva benzina a una stazione di servizio all'ingresso del capoluogo. Sandro Arzu, 56 anni, era sottoposto a obbligo di soggiorno nel suo paese, Arsana, ma di lui non si avevano più notizie dalla primavera del 2023. Pregiudicato per omicidio e condannato in primo grado per droga, si era solo nascosto a Cagliari. Come detto, 2 anni fa aveva fatto perdere le sue tracce, doveva tornare a casa entro le 21 per rispettare l'obbligo di soggiorno e invece mai tornò. Si era pensato al peggio perché la sua auto era stata ritrovata con 2 fori sul parabrezza e sul veicolo c'erano tracce di sangue da quando era uscito di casa a bordo della sua auto senza farvi più ritorno. Il veicolo era stato trovato dagli agenti della polizia. 2 anni senza sapere più nulla. Ieri invece i carabinieri lo hanno arrestato nella zona di San Michele per detenzione illegale di un'arma clandestina, un revolver calibro 38 con matricola a brasa pronta all'uso. Nel 1993 Arzu era stato arrestato col fratello Luca per l'omicidio di Bruno Ferrai. Per loro era l'assassino del loro padre, un'accusa per la quale erano stati condannati a 26 e 16 anni di carcere. L'operazione, quella di ieri, è stata condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari con il supporto della compagnia di Carbone. Insieme ad Arzu è stata arrestata anche una seconda persona, ma ci sono altri 4 fiancheggiatori. Questa notte infatti sono stati notificati altrettanti fermi a 4 persone per l'accusa di omicidio. Il riferimento è a Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso nel luglio dello scorso anno in piazza Roma ad Arzana. Erano solo le 9 del mattino.
Andiamo avanti ora con il nostro notiziario, passiamo a Tortolì, una bella notizia per l'ente di Via Garibaldi, perché il risultato beneficiario di un importante finanziamento di quasi 1,5 milioni di euro per rafforzare la protezione e preservare la natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi anche in ambito urbano e per ridurre tutte le forme di inquinamento. Si tratta di un finanziamento regionale, il contributo rientra nel programma dedicato alla tutela, al ripristino e all'uso sostenibile dei siti Natura 2000, un risultato straordinario che conferma l'impegno per la valorizzazione del nostro patrimonio, dicono gli amministratori comunali, con un importante intervento nella zona SIC di Orri, un'area di grande valore naturale con un alto grado di biodiversità e che richiede una particolare attenzione. Sono previsti lavori per migliorare e proteggere l'ambiente, sistemare sentieri e crearne di nuovi. Andiamo avanti, ora passiamo a Barisardo. Sono partiti anche nell'ufficio postale di via Dessì i lavori realizzati secondo il progetto Polis di Poste Italiane, l'iniziativa dedicata ai comuni con meno di 15.000 abitanti per rendere semplice e veloce i servizi della pubblica amministrazione. I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l'installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l'accesso ai servizi e le operazioni, importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura inoltre i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati INPS, i servizi e vari servizi, certificati anagrafici, stato civile. Durante l'intero periodo dei lavori, a partire dal 29 maggio, Poste Italiane garantirà alla clientela di Barisardo la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio che sarà installato nella sede temporanea anche un ATM Postamat, quindi chiude per lavori l'ufficio di via Dessì, ma ci sarà un fabbricato nei pressi a uso ufficio per continuare a garantire tutti i servizi e i lavori dovrebbero terminare entro 30 giorni. Passiamo ora allo sport, pioggia di medaglie per gli atleti della Budoklan Sardegna, il campionato italiano di Brazilian Jiu-Jitsu che si è tenuto lo scorso fine settimana a Scandicci, in Toscana, a Firenze. Quasi 2000 atleti tra adulti e bambini provenienti da tutta Italia hanno dato spettacolo, uno dei tornei più importanti nel panorama italiano e europeo. Ottime prestazioni ma anche alcune delusioni per gli atleti o gli astrini, ma questo fa parte anche di chi si mette in gioco. Vediamo un po' le medaglie. Per gli adulti è Master Mattia Cristo, cintura viola, argento nella specialità Nogi, ovvero senza kimono, e bronzo nella specialità G con kimono. Poi Salvatore Olmeo, Master 2, doppia argento, e ancora Monica Casu argento e bronzo, Nadir Petri bronzo, categoria Nogi. Poi anche tante medaglie per i più piccoli, per i bambini, Alexandra Olmeo, Antonio Perino, Alessandro Zaccarini, Leonardo Ligas, Aida Olmeo, Cornelio Cansilla, Asia Chiai, Filippo Mocci, anche loro hanno raccolto le loro medaglie. Ovviamente si poteva fare di più, ma le lotte non sempre vanno come si spera, commenta il maestro della Budoklan Sardegna Alessandro Fadda. Bisogna crederci e migliorarsi sempre di più. Il movimento del Brazilian Jiu-Jitsu sta crescendo di anno in anno e di conseguenza il livello tecnico ed agonistico sale. Questo torneo chiude l'anno agonistico per alcuni. Ora ci prepariamo per andare a disputare a Las Vegas il campionato del mondo Brazilian Jiu-Jitsu che si terrà ad agosto. Insomma, un sogno che si realizza per gli atleti della Budoklan Sardegna. Chiudiamo ora con un bel evento sportivo, perché il 1 giugno si terrà la prima moto cavalcata Terra del Sole
del Sole a Girasole, organizzata dall'associazione culturale ASQ, un evento pensato per le amanti dell'enduro e delle emozioni forti, con tracciati impegnativi e panorami mozzafiato, ma anche tanto divertimento. Abbiamo al telefono con noi il presidente dell'associazione organizzatrice, Alessio Ennas. Buongiorno Alessio. Buongiorno Federica. Buongiorno Alessio, allora ci racconta di questa prima edizione della motocavalcata in programma appunto per domenica 1 giugno, i percorsi, come si svolgerà, a che ora si parte? Allora, la partenza sarà prevista per le ore 9 e prevede l'attraversamento di più comuni, tra cui Villa Grande, Talano, Orzulei, Triei e Lozzarai, con arrivo sempre a Girasole. Perfetto. Il percorso si estende per un centinaio di chilometri circa, considerando sia le varianti hard, estreme e soft. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. Sono ancora aperte le iscrizioni o avete terminato con quanti partecipanti? Le iscrizioni sono aperte sino appunto al giorno dell'evento, chiuderanno al momento della partenza, anche perché molti tendono ad iscriversi il giorno. E per quanto riguarda le prenotazioni avremo una cinquantina di prenotazioni circa. I partecipanti arrivano dall'Ogliastra o anche da fuori? Poi per quanto riguarda le preiscrizioni che abbiamo ricevuto, insomma, diciamo che arrivano da tutta la Sardegna, dall'Iglesiente, qualche quad, Sina e insomma tocca un po' tutta la regione. Qual è il tratto più difficile, se possiamo chiamarlo così, o il più bello, il più impegnativo, secondo lei? Il difficile è quello che abbiamo aperto, insomma pulito, in località Santa Lucia, che poi abbiamo denominato la via del delirio, appunto per quanto riguarda la complicità del percorso. La complessità, scusa. Non sarà per tutti, verrà comunque, non mi viene la parola, etichettata come un percorso estremo. Insomma, solo per i più impavidi, possiamo dire così, più coraggiosi. Sì, per i più esperti, diciamo. I più esperti. È un percorso che si estende per 1,5 chilometri circa. Non è grandissimo, però è abbastanza difficoltoso. Mi ricorda da dove si parte? Qual è la partenza? Partiamo da Girasole, esattamente dalla via del mare, dove appunto si faranno le iscrizioni all'interno del CESIL, che sarebbe la biblioteca comunale. Da lì si parte, si attraversa il territorio di Girasole, si entra allo Zorai e su sino a Giustizieri, per poi riscendere. Benissimo. Giustizieri nel comune di Orzulei. Ascolti, una curiosità, ma sono tutti uomini o c'è anche qualche donzella? Guarda, io ne ho frequentato parecchie, solitamente le ragazze ci sono. Spero di vederne tante, anche perché è prevista una premiazione e quindi andremo a premiare la più giovane, la meno giovane. Insomma, spero che siano tante. Speriamo che la Costa Rosa allora si faccia valere. Ascolti, per qualche contatto, chi volesse avere più informazioni, iscriversi, vogliamo darlo? I contatti, sì, certo, ci mancherebbe. Può contattare direttamente il mio numero oppure quello di Giovanni, che sarebbe il segretario. Non so se vuoi posso darteli in diretta oppure... Sì, se vuoi leggo io. Giovanni 340 92 79 807 e Alessio, esatto. Con cui stiamo parlando, 347 12 07 391. Oltretutto vi troviamo anche su Facebook, Associazione Culturale ASQ Girasole. Girasole, esatto. Perfetto, benissimo, allora non ci resta che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori al 1 giugno per questa prima grande manifestazione sportiva. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando. Benissimo, allora grazie perché l'impegno è tanto. Ci credo, non è facile organizzare un evento del genere. Per niente. Da quanto tempo esiste la vostra associazione?
L'associazione neonascente l'abbiamo costituita a dicembre e siamo operativi dai primi di gennaio. Quindi Ci nuovissimo. siamo messi subito all'opera con questa motocavalcata, ci stiamo lavorando già da gennaio, anche perché comunque servono tutte le autorizzazioni per quanto riguarda gli enti, comuni, forestale, polizia, carabinieri, insomma sono tutti Certo. al corrente della manifestazione, quindi bisogna prendersi il tempo dovuto. Assolutamente, quindi iniziate subito con questa anche novità. Questo grande evento, diciamo. Benissimo, grazie Alessio per essere stato con noi e per averci raccontato il programma della motocavalcata, ma comunque ci aggiorneremo nei prossimi giorni perché ridaremo spazio sicuramente a questo evento e anche al post evento, ci racconterai com'è andata. Grazie mille Federica, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Ecco, abbiamo sentito il presidente dell'associazione organizzatrice della motocavalcata Terra del Sole che si terrà domenica 1 giugno. Si parte da Girasole, ma il percorso è un tracciato di 100 km circa che attraversa vari paesi ogliastrini, insomma sicuramente una manifestazione adrenalinica. Chiudiamo con questo evento, ma vi do appuntamento come sempre a domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.